Più. Buonasera a tutti dallo spazio Più, qua su Radio Libertà, rigorosamente in diretta da via Carlo Valerio 41 in Milano. Oggi a Milano 22 gradi, ne sembrano 28, sembra quasi una giornata di pieno luglio, fa caldo, siamo tutti a maniche corte tranne chi vi parla che è bello sudato, però è Milano col sole, bella, soprattutto ti fa andare con la testa al mare. Tra un po' al mare ci arriveremo con il nostro ospite. Allora, chi parla vostro spalacazzate preferito, dicevamo rigorosamente in diretta da via Carlo Valerio 41 in Milano, oggi che è martedì 29 aprile 2025. Ragazzi, ci avviciniamo sempre di più a una cosa che potete fare, una cosa semplice, gratuita, una cosa che il nostro caro amato Bergoglio avrebbe detto, una cosa povera per i poveri, facile. E scrivere sulla dichiarazione dei redditi al 2 per 1000 per i partiti politici di come donare, oppure dromedario Dakar, la meravigliosa capitale del Senegal, 43. Di 43 2 per 1000 per la Lega, per Salvini Premier. Sapete che buona parte di quei soldini vanno per tenere aperta, per sostenere questa piccola grande radio che giustamente io sono il peggior conduttore, per me quei soldi sarebbero buttati nel water, ecco, per non dire parolacce, ma ci sono un sacco di professionisti, da cui la nostra splendida regista Sveva, d'altra parte del Canon Legnoso, che meritano di vivere. Ecco, questa radio che non sono solo le onde etero, come direbbe qualcun amiche mie, non sono solo le onde etero, ma è una cosa più complicata, ci sono delle persone dietro, ci sono tante gente che quelli lavorino, ok? E la radio sono le persone che ci sono dietro, i professionisti che ci sono dietro, che meritano insomma di vivere, di dirvi una versione che è diversa, è differente da quella dei media mainstream. E sappiate benissimo, fate attenzione che chissà perché chi è ricco, chi è potente vuole che vi dica, cioè vuole che voi sappiate solo e soltanto quello che pensano loro. Ricordatevi che noi poveri abbiamo solo due cose: il tempo, e la vita è una, e poi la testa. Dobbiamo pensare con la nostra testa e non con quello che vogliono loro. Oggi quindi mi dicevano, Mimmo mi ha detto che avremmo avuto un ospite che attendiamo tanto tempo, non so se è pronto, poi il bello della diretta è anche questo. La prima mezz'ora le linee saranno chiuse, la seconda mezz'ora apriremo le linee, tuttavia non so se abbiamo l'ospite in linea. Sì, l'ospite ce l'abbiamo in linea, e quindi lady and gentlemen, carissimi ascoltatori, abbiamo qua niente po' di meno che Roberto Pecchioli, che se fosse una donna sarebbe una musa, però in questo caso è un oracolo, dovete sapere, ringraziando un sacco di volte Roberto Pecchioli, che è un po' la fonte ispiratrice di tante nostre trasmissioni. Lo presento subito, sicuramente molti di voi Roberto Pecchioli lo conoscono, nato a Genova, quindi ecco perché vi portiamo siamo al mare con la testa, meravigliosa città, dove ha svolto la professione di funzionario direttivo delle dogane, studioso di geopolitica, economia e storia, svolge da anni un'intensa attività pubblicistica, collaborando con riviste, siti culturali e blog, ed è, posso dire, buonasera Roberto Pecchioli. Buonasera a voi, troppo come dire, troppi elogi, troppo buono, speriamo di essere all'altezza. Io sono un suo fan accanito come Mimmo Magneto, come tantissimi nostri ascoltatori, che ecco, so che lei è genovese, spero che non ci chiede diritti, però noi molte trasmissioni le basiamo sui suoi editoriali, ecco, possiamo dire che lei fa, non voglio ecco associarla a certi editorialisti di certi giornaloni, insomma, che a volte assomigliano più alla carta igienica, però insomma l'editoriale, ecco, un pensiero su un'attualità che lei ha il dono di approfondire, farcendolo anche di sapere, di pensiero, insomma, non è da tutti. Spesso e volentieri si leggono su giornali editoriali che insomma sembra un cane che si morde la coda, che si parlano su loro stessi. Questa è una differenza netta, ecco, il contenuto, il succo, come si suol dire, giusto? Certo, mi mette in difficoltà perché adesso lei sta mettendo nel pubblico una aspettativa eccessiva che io non sarò in grado di soddisfare.
però sono qui con voi e quindi non aspetto altro che di rispondere alle domande che mi farà e che mi farete. Beh, ecco, la prima domanda è una curiosità. Deve sapere che io sono un conduttore volontario, sono un giornalista pubblicista, il mio lavoro è un altro, io lotto con il tempo, i turni e la mia famiglia per venire qua e fare questa trasmissione Lo Spazio Più. E per questo mi ha molto incuriosito il fatto della sua carriera da funzionario doganale, la sua vecchia carriera e posso dire che mi fa piacere perché spesso e volentieri si ha a che fare con funzionari pubblici, ecco anch'io lavoro nel pubblico, che sono tutt'altro che persone insomma capaci, lucide, con una forte inventiva o curiosità. Ecco, l'esatto contrario, penso che lei lo sappia molto meglio di me. Ecco, Sì, trovare in una persona che per anni e anni è stato un funzionario, delle dogane, una curiosità, da dove viene? Ecco, da dove viene questa sua, carriera attuale di editorialista, beh, di uomo che pensa e scrive quello che pensa? intanto dal fatto che io ho svolto studi tutt'altro che vicini alla carriera professionale che poi ho dovuto fare. Quindi ho studiato lettere e filosofia e prima al liceo classico, quindi la curiosità, la lettura, l'approfondimento mi viene proprio dalla infanzia o dall'adolescenza. Il fatto di avere poi nella vita fatto il funzionario di dogana è un fatto, è come dire, è un fatto alimentare, no? Ciascuno di noi poi ha il dovere di provvedere a se stesso e alla propria famiglia e io questo ho fatto. Il vantaggio, se ce n'è uno, di quella carriera è stato che ho avuto l'opportunità di approfondire elementi di economia, di commercio estero e anche di geopolitica che sfuggivano un po' o che erano estranei alla gran parte dei miei studi. Ecco, questo penso che sia il lato positivo di quei 40 anni che per altri versi sono stati molto pesanti perché chi poi fa cose che non ama, che non sono nelle sue corde, fa molta più fatica degli altri e quindi ha più bisogno poi di avere spazi che sono quelli che poi ho cercato di conquistarmi sia durante la carriera che soprattutto dopo, scrivendo libri, scrivendo articoli e quindi cercando di diventare, se non un punto di riferimento, almeno qualcuno che pensa, qualcuno che cerca di ragionare su quello che vede e sul mondo. A proposito di ciò, una cosa che, fa molto piacere leggendo i suoi pezzi, tra l'altro, secondo me, allora a mio parere da giornalista, pubblicista, cioè da volontario, da persona che fa tutt'altro lavoro, secondo me lavorare permette di avere il contatto con la realtà. Certo. Vedendo certi giornaloni, certi giornalisti professionisti si dice: "Ma questi dove vivono per scrivere o dire certe cose alla radio?" Parlo delle radio concorrenti. Ci sono molti giornalisti che evidentemente oltre anche a frequentare le redazioni e i salotti buoni o i posti esclusivi per gli apericena, altro non fanno. E questo penso che l'uomo comune della strada se ne accorga. Forse c'è una direttiva da parte di chi possiede quei media, e sappiamo che sono molti pochi padroni che possiedono una grandissima varietà di media, di scrivere una realtà che purtroppo l'uomo della strada percepisce di non essere vera, che non esiste. Infatti, a livello più alto possiamo dire, lei lo sa, ma i suoi ascoltatori forse un po' meno, che la stragrande maggioranza delle notizie che noi riceviamo proviene da non più di 5-6 grandi agenzie di stampa internazionali, le quali sono tutte possedute dagli stessi padroni, dallo stesso sistema finanziario, dallo stesso sistema economico che come dire, si è impadronito del mondo e ha realizzato quel fenomeno che noi riteniamo altamente negativo e pericoloso che si chiama globalizzazione e che negli ultimi tempi, a Dio piacendo, sta avendo come dire, le sue difficoltà e sta ricevendo finalmente alcuni colpi che merita. Vedremo se questa crisi
della globalizzazione, che è crisi vera, sarà superata, o se invece noi siamo all'alba di un mondo diverso dopo almeno 30 anni di dominazione da parte del capitalismo finanziario. Non che prima non avesse uno straordinario potere, naturalmente, ma il suo dominio si è dispiegato nella maniera più assoluta e più totale dopo la fine del comunismo reale novecentesco. Quindi quindi siamo a oltre 30 anni da un pensiero unico in economia, da un pensiero unico in finanza e quindi inevitabilmente da un pensiero unico in tutti gli altri aspetti della vita, non ultimi quelli relativi alla cultura, alla spiritualità negata e a tutti gli altri fenomeni negativi e alle derive alle quali noi abbiamo assistito e a cui alcuni di noi, io sono tra quelli, abbiamo cercato con le poche forze che abbiamo di opporci. E in effetti è una cosa curiosa vedendo, no, il crepuscolo della globalizzazione, è che una volta, cioè tornando indietro, c'era un arcobaleno di idee, ecco, c'erano tantissime idee diverse ed era normale dibattere, avere confronti diversi. Ora invece man Certo. mano che andiamo avanti e il mondo cambia, diventa multipolare, multiculturale, perché comunque si stanno aprendo grandi civiltà, tra cui l'India, la Cina, tornano alla ribalta con una potenza economica, militare, sociale, insomma preponderante, mentre prima noi vedevamo un mondo esclusivamente occidentale, europeo, da una parte gli Stati Uniti, cioè l'Occidente, l'Europa occidentale, dall'altra parte l'Unione Sovietica, era un mondo bipolare. Ecco, non è curioso che più il mondo, insomma, acquisisce colori, venature diverse, più invece qua in Italia, in Occidente, il pensiero diventa unico. Massimo Cacciari dice: guardate che è così perché hanno deciso che noi andiamo verso una guerra. Io non so se è vero o no, ma lei come si spiega questa dicotomia? Il mondo si apre o comunque cambia e il pensiero invece è sempre più unico qua in Occidente, qua in Europa. Intanto penso che Cacciari purtroppo abbia buone ragioni per dire ciò che dice. Non è un caso che anche un intellettuale del suo livello, e mi viene in mente anche un altro grande filosofo italiano, Giorgio Agamben, che pur provenendo per usare un'espressione che oggi significa molto meno rispetto al passato, pur provenendo dall'estrema sinistra, oggi fanno ragionamenti e discorsi completamente diversi da quelli che ci saremmo aspettati nel passato. E questo è importante, significa che gli ingegni più acuti, che sono anche quelli che hanno la sensibilità più grande, sono in qualche modo dei sensori, no? Dei sismografi del tempo, hanno capito ciò che sta succedendo e quindi sanno, come accorgiamo anche noi persone comuni, che questo arroccamento da parte del cosiddetto Occidente, io poi uso con grande fastidio il termine Occidente, che mi sembra una specie di nome d'arte, no? È il nome d'arte degli Stati Uniti più i suoi servi europei, ma insomma comunque questo Occidente è oggi una belva ferita. È una belva ferita e quindi più pericolosa e quindi più portata a colpire, più portata a difendersi attaccando. Questo lo ha dimostrato, credo, nella maniera più evidente proprio il triennio della guerra russo-ucraina, triennio che speriamo sia vicino alla sua conclusione, ma ha dimostrato in modo evidente che l'Europa da un punto di vista politico e militare non esiste, che gli Stati Uniti non hanno più la forza e la capacità di imporre il proprio ordine al mondo, mentre altre civiltà, altri stati civiltà, la Russia, l'India, la Cina, avanzano e incombono. E per quanto riguarda Cina e India,
e poi c'è l'Africa. Beh, la loro potenza demografica è assolutamente impressionante. Io non riesco neanche a immaginare come si possa mettere in fila oltre 1 miliardo di persone, eppure oltre 1 miliardo, ben oltre 1 miliardo sono i cinesi, ben oltre 1 miliardo sono gli indiani. Dunque l'Occidente, che è in crisi industriale, che è nel suo versante europeo anche in crisi tecnologica, è intanto drammaticamente in crisi demografica. Crisi demografica significa che non ha la capacità di opporsi già da un punto di vista numerico alle civiltà altre, e quindi non può fare altro che spingere l'acceleratore sul dominio, sulla violenza in molti casi, pensiamo a Israele, e poi naturalmente addirittura sulla guerra. Una guerra che nel caso dell'Ucraina, combattuta per procura con il dramma di un popolo indubbiamente sfortunato, quello ucraino, una guerra che sta perdendo e alla quale sta rispondendo in maniera per certi versi addirittura isterica. All'interno della crisi dell'Europa poi c'è la crisi, 3 crisi diverse, che sono quelle dei 3 paesi più importanti. L'Inghilterra, che è in crisi industriale, che è in crisi demografica e che è in crisi civile, ma resta un grande soggetto finanziario. La Francia, che sta perdendo il suo impero africano, e meno male, e la Germania, che si è trovata a subire il crollo della più grande infrastruttura strategica che possedeva, l'oleodotto Nord Stream, che è in crisi produttiva, e tutte insieme, la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea, ma conta, e come a questi livelli, e tutte insieme hanno individuato nel riarmo, o nel cosiddetto riarmo, il modo per superare la crisi. Niente di nuovo. La guerra è stata spesso nella storia un tentativo, alle volte riuscito, più spesso no, di superare delle crisi e riorganizzare il mondo o il pezzo di mondo in cui si vive su basi diverse. Sì, e in effetti, tra i tanti lei è molto poliedrico nei suoi articoli, tratta tra cui la crisi della civiltà europea, l'euro, ha parlato anche di euro digitale, dazi, Chiesa cattolica, nemmeno a far posto questi temi sono sempre sulla cresta dell'onda. Però restiamo un attimo a casa in Europa, poi piano piano ci allarghiamo. Certo. In effetti la curiosità è tanta, perché qua il dramma di un'Europa che si vuole riarmare, non c'è più nemmeno la base industriale per farlo. Ecco, già queste. E poi io ho fatto il militare volontario, ma l'ho fatto. Per fare la guerra ci vuole la carne, la carne umana. Ecco, è anche in crisi demografica, quindi se un continente o comunque una nazione, una potenza, un'entità vuole muovere una guerra, ha bisogno di avere delle persone che la vadano a combattere. E quindi non è che forse qualcuno là a Bruxelles non si è accorto che manca sia la base industriale sia le persone per andarla a combattere? Come pensano nel caso di riarmare un continente senza 2 pilastri fondamentali per costruire delle forze armate? No, queste cose le sanno perfettamente. Il problema è che mentono. Io temo che siano in una fase in cui mentono persino a se stessi, ma comunque mentono. Da un punto di vista industriale, io ricordo un anno e mezzo fa di avere letto un preoccupato articolo di un quotidiano tedesco molto importante, in cui un ministro di quel paese lamentava l'incapacità di una nazione industriale, della nazione industriale per eccellenza in Europa, la Germania, di fornire pallottole, non quindi grandi sistemi, pallottole. Io sono cresciuto in
le mie estati le passavo in una zona della montagna pistoiese dove c'era un'industria, si chiamava Società Metallurgica Italiana, che in gran parte produceva pallottole. E non è difficile produrre pallottoli, indubbiamente, è facile. Il problema è che per produrre occorre tutto un sistema industriale, occorre la siderurgia in Italia è stata uccisa, altrove, in Germania meno, ma insomma altrove è comunque in crisi. L'Europa è indietro anche sul piano tecnologico, ha perduto clamorosamente, persino senza combatterla, la guerra di Internet, quindi la guerra delle grandi tecnologie informatiche. Non si sa se sarà capace di combattere quella, per esempio, dei computer quantistici. Dunque il ritardo dell'Europa è molto grande. C'è chi lo quantifica in 10 anni. 10 anni sono tantissimi e non ci si può riarmare con una prospettiva a 10 anni, perché se il nemico fosse vero e volesse davvero invaderci, lo farebbe ora, non aspetterebbe naturalmente la nostra preparazione. Intanto mi viene anche in mente, io mi sono occupato spesso, ho scritto anche un libro che si intitola La guerra delle parole, il cambiamento del linguaggio e la menzogna attraverso il linguaggio, no? All'inizio parlavano di riarmo, dopo si sono fermati, l'hanno chiamata prontezza. Ora una prontezza a 10 anni è abbastanza comica. Quindi manca l'industria e manca in buona misura la tecnologia, a meno di non rivolgersi ancora e una volta di più al grande fratello americano, con il quale in questa fase sembra che non siamo tanto in buoni rapporti. Poi c'è la questione appunto delle braccia, no? Della carne, come diceva giustamente lei. Carne significa morte, tra l'altro, perché in guerra si muore. Gli europei non sono disposti a morire per l'Europa, già non sono disposti a morire per le vecchie patrie, figuriamoci se sono pronti a morire per Ursula von der Leyen, per la Banca Centrale, e hanno tutte le ragioni del mondo. In più, i giovani sono pochi perché una cultura della morte alimentata da oltre mezzo secolo, una cultura dell'edonismo, una cultura del giorno per giorno, della indifferenza verso il futuro della propria gente, ha reso assolutamente impensabile per la grande maggioranza delle giovani generazioni formarsi una famiglia e avere dei figli. Dunque, ancor meno, naturalmente, pensare a una guerra, ma su questo possono risolvere il problema. Vi siete accorti, no? Che da anni oramai nelle guerre ci sono i mercenari, ci sono eserciti privati, alcuni come la ex Blackwater sono delle vere e proprie corazzate internazionali economiche e finanziarie, il gruppo Wagner a favore che agiva o agisce a favore della Russia e altri. Quindi adesso non si chiamano più mercenari perché pare brutto, no? C'è la guerra delle parole, li chiamiamo contractor, cioè persone che hanno un contratto, ma io posso avere un contratto anche per andare ad aiutare un popolo, no? Per andare a fare cose buone e utili. I contractor invece sono i mercenari di oggi, quindi il problema della carne da cannone probabilmente, almeno in parte, sono in grado di risolverlo, tanto più che il mondo è pieno di esseri umani che sono poveri e in difficoltà e a cui un buono stipendio e la prospettiva, se sopravvivono, di diventare europei o occidentali non dispiace. Però certamente parlavo della menzogna. Gli europei, l'Unione Europea sa perfettamente che non è in programma a breve una guerra con la Russia, lo sa perfettamente tra l'altro che la perderebbe e quindi deve stare molto attenta, ma sa anche che per motivi tra l'altro abbastanza vicini a quelli dell'Europa, la Russia non ha né interesse né intenzione né possibilità di andare oltre le porte di casa.
Anche la Russia ha problemi demografici, sta affrontando una crisi demografica dalla quale uscirà, perché la civiltà della morte non è, viene adesso contrastata, ma sono operazioni di ripresa delle nascite che hanno bisogno di generazioni. La Russia non arriva a 150 milioni di abitanti, né risulta storicamente che abbia mai avuto particolare interesse ad andare a prendere l'aperitivo a Parigi o Roma o a vedere il tramonto sull'Oceano Atlantico. Quindi l'Europa mente, e mente soprattutto l'industria tedesca. L'industria tedesca è fondamentalmente un'industria meccanica. Non è difficile per gente che tra l'altro nella meccanica ha una tradizione ultrasecolare e tecnici e ingegneri straordinari, riuscire a riconvertire l'industria automobilistica, a riconvertire ad esempio multinazionali come Bosch, che fa valvole, fa prodotti di questo tipo, in un'industria, in industrie volte al settore militare. Poi si vedrà. Diceva Andreotti che tirare a campare è sempre meglio che tirare le cuoia. Sì, la saggezza del galleggiamento democristiano. Sappiamo che c'è un intero mondo che ci copia la nostra vecchia prima repubblica. All'improvviso siamo diventati di moda, instabilità inclusa. Ma ne parleremo subito dopo la pubblicità. Pubblicità. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. E rieccoci in diretta con lo spazio più professionisti imprenditori uniti, rigorosamente in diretta via Carlo Bellerio 41, dallo storico bunker di Radio Libertà. Federico, dall'altra parte Chelo Legnoso, la nostra mitica Sveva in regia, soprattutto Roberto Pecchioli, per chi ovunque si fosse collegato ora, scrittore, editorialista e soprattutto oracolo, nominato da noi oracolo della nostra trasmissione. Mamma mia. Ecco, scherzo ovviamente Roberto. Allora, ritorniamo insomma a parlare di Europa, anche perché insomma ha fatto davvero tantissimi articoli, uno più insomma attuale e coincidente dell'altro, sulla putrefazione della civiltà europea, perché purtroppo andiamo davvero alla putrefazione, al disastro. Non sappiamo, non solo a livello di identità, ma alle funzioni minime, sia a livello di istruzione che di educazione, di produzione. Voglio ricordare un dato che io ricordo sempre ai nostri ascoltatori in questa radio, che è la sola Corea del Sud che ha 40 milioni di abitanti, ripeto, Corea del Sud che ha 40 milioni di abitanti, non ha l'euro e non sta in nessuna organizzazione internazionale, fa più brevetti che tutta l'Unione Europea messa insieme, che di abitanti ne sfiora 500 milioni. Ripeto di nuovo, Corea del Sud 40 milioni, fa più brevetti di tutta l'Unione, di tutte le nazioni associate all'Unione Europea messe insieme. Questo va a capire solo dal punto di vista creativo, industriale, quale sia la crisi profonda che versa il nostro continente. E quindi io le volevo chiedere, ma lei come la vede?
Cioè, insomma, gli europei che fine faranno? Moriranno poveri e ospiti a casa loro, come già in tante parti d'Europa, pensiamo alla diagonale francese, no? L'Île-de-France, Marsiglia, Lione, le grandi città francesi che sono in mano a gente venuta dall'Africa che vive, che ha importato invece il proprio modello di vita, non pensa minimamente di amalgamarsi al resto della popolazione francese, tranne ovviamente qualche sprazzo di capacità, comunque di amalgama che comunque c'è stata, però ci sono molti quartieri dell'Île-de-France, di Parigi, di Marsiglia, dove non si può nemmeno entrare, ma non solo là, in Svezia, in Germania, anche in Italia, a San Siro, per dire, qua a Milano, ma sappiamo che anche a Genova qualche quartiere è così. Sì. Ecco, davvero ci spetta un futuro così gramo o imploderà tutta questa costruzione che non ha più senso, che non sia insostenibile, ecco, tanto per usare un termine della neolingua che agli amici di Bruxelles piace troppo? Imploderà probabilmente, ma questo non ci esenterà dal diventare appunto indiani delle riserve. Questo io ricordo che un po' di anni fa era un bellissimo slogan, una bellissima forma di comunicazione che venne messa in piedi proprio dalla Lega credo a imitazione di un'analoga campagna che partiva dalla Svizzera italiana. E sì, noi siamo nelle condizioni che ha detto lei. Nella mia città, che è stata ed è purtroppo una delle capitali della denatalità, alcuni anni fa siamo stati, credo, la prima città italiana ad avere una classe elementare con 15, 14, 16 nazionalità diverse, tranne quella italiana. Leggevo proprio l'altro giorno che nelle scuole elementari viennesi i bambini che si dichiarano, le cui famiglie si dichiarano cattoliche o cristiane, sono in numero inferiore a quelle i cui figli si dichiarano musulmani. Dunque Vienna, che è stata la capitale di un grande impero e alle cui porte si combatté 3 secoli e mezzo fa una battaglia che impedì all'Europa di avere il destino di provincia ottomana. Dunque questo sembra essere il destino. Dico sembra perché la storia corre a una velocità tale che tutto ciò che può essere previsto con un minimo di normalità, con un minimo di attendibilità, è diventato oggi molto, molto meno certo. Immaginiamo se noi soltanto 8-10 mesi fa avremmo pensato alla vittoria di Trump in America e quindi al suo attacco alla globalizzazione, al fatto che ci sia stata una ripresa di contatti con la Russia e addirittura con la Cina e con l'Iran, seppure sempre in termini, come dire, agonistici o comunque non di vera e propria pacificazione. Per di più è impossibile valutare come i popoli reagiranno a un eventuale shock del tipo di una guerra, se ci sarà, e non è affatto escluso che ci sia, naturalmente, perché poi ci sono dei fenomeni, ci sono delle dinamiche che avvengono indipendentemente alle volte dalla volontà persino di chi ha potere, e naturalmente chi ha potere sono tutt'altro che gli stati nazionali, giusto per essere chiari e netti. Oggi il potere è in mano a una cupola tecnofinanziaria possiamo chiamarli oligarchi, ecco, perché sembra che ci sono solo in Russia o nei paesi nemici questi qua, invece possiamo chiamarla oligarchia, da oligos, povero, oligarchia, infatti. Ecco. Il fatto che in Russia ci sono gli oligarchi, cioè qualcuno che comanda sugli altri pur essendo in numero molto piccolo, che è esattamente quello che capita altrove, soltanto che noi li dobbiamo chiamare in un'altra maniera. Qualche volta ci tocca persino chiamarli elite, ma non sono elite assolutamente, perché l'idea
l'élite è anche quella di una superiorità intellettuale, una superiorità nel progetto, nelle idee, e non certo o non solamente nei mezzi economici e nei mezzi in generale che possono mettere in campo. Io non sono fiducioso nel futuro dell'Europa. So anche però, purtroppo, che anche i paesi più grandi del nostro continente, quindi la Francia, la Germania, noi stessi, non abbiamo possibilità alcuna non dico di competere, ma insomma di parlare da pari a pari con il resto del mondo multipolare, se non riusciremo ad avere una voce unica, una voce forte, una voce nostra. Per fare questo però dobbiamo assolutamente abbattere le oligarchie non elettive che si sono impadronite dell'Unione Europea, e se ne sono impadronite non solo a livello politico, ma anche a livello finanziario. Pensiamo all'esistenza di una banca centrale europea che crea il denaro dal nulla senza alcuna possibilità di controllo da parte degli stati, e anche dal punto di vista giuridico. Una delle cose che ci viene raccontata poco, perché naturalmente la narrazione è in mano a lor signori, è che anche il nostro sistema legale è ormai assolutamente inferiore nella gerarchia delle fonti al diritto europeo, al diritto comunitario. Una parte della politica si sgola affermando che la Costituzione italiana sarebbe la più bella del mondo. Io non lo credo assolutamente, ma ammettiamo che lo sia. In ogni caso è una Costituzione che non regge davanti al fatto che il diritto europeo è superiore alla stessa Costituzione italiana, e che non abbiamo in Italia, a differenza della Germania, ad esempio, nessuno strumento giuridico per difenderci da questa preponderanza della legislazione europea. Una legislazione tra l'altro bulimica. I suoi ascoltatori certamente sapranno che il diritto europeo è costituito soprattutto dai cosiddetti regolamenti, sì, i quali ogni anno sono 4, 5, 6 mila. Quindi una produzione sterminata che in larga misura è inutile e su piccole cose che accontentano naturalmente le numerosissime lobby. Nelle altre disposizioni diventa una specie di gabbia, di cappa, alla quale siamo tutti sottomessi e sottoposti. Pensiamo per esempio alla vecchia direttiva Bolkestein, che ha liberalizzato i servizi, mettendo in difficoltà una serie di settori economici e produttivi. Pensiamo a tante altre cose. Pensiamo persino a cose che fanno ridere se non fossero la prova di una specie di follia collettiva. Abbiamo persino un regolamento CE che ci dice come devono essere i tappi delle bottiglie, no? I tappi che non si... E anche gli scarichi del water e la curvatura delle banane. Certo. Scusami, cioè le chiedo scusa Roberto, però No. Cosa... ci tenevo a dire fare un piccolo inciso, che la nostra trasmissione dei professionisti imprenditori uniti, mia, di Mimo Magnetta, che mi ha raggiunto in trasmissione, nasce proprio per combattere la direttiva Bolkestein. Ne pensate che Ciao Roberto. Il suo stesso ideatore Fritz Bolkestein ci disse pubblicamente: ma io non lo sapevo che andava a fare questo. Sappiate, cari amici a casa, che intere categorie di camionisti, ora camionisti italiani sono una razza in via di estinzione, sono pochissimi. Girate l'autostrada e vedete che i camion con le targhe italiane sono una netta minoranza, grazie al cabotaggio che si può fare, addirittura vengono dalla Turchia all'Ucraina a farlo. E scusate, un'intera categoria che questa radio ci ha
permesso di difendere quella dei commercianti su aree pubbliche, gli ambulanti, quelli regolari, si è estinta o in via di estinzione, con danni enormi a famiglie che campavano da qualche centinaio di anni, da nonno in figlio e nipote, un artigianato del commercio antichissimo, si è dissolto grazie all'idiozia delle normative europee. Di questi casi, Roberto Pecchioli ne sa molto più di me, ma anche Mimmo, ce ne sono a valanga, cioè davvero a valanga su qualsiasi settore. È stata una distruzione di civiltà, in questo caso la nostra. Abbiamo distrutto comparti industriali, distretti industriali che erano il fiore all'occhiello di questo paese. Roberto, perdonami l'interruzione. Quando dici abbiamo distrutto non mi trovi d'accordo. Hanno distrutto. Io ieri ti ho girato un messaggio un articolo del Messaggero dove c'era Romano Prodi che era lì che diceva ma qua bisogna insistere perché la concorrenza fa bene. Però se la concorrenza interessa gli ambulanti, i balneari o i giustrai va bene. Quando invece si parla di chi costruisce ponti che poi cascano, e voi a Genova ne sapete qualcosa, oppure le autostrade che non hanno la manutenzione che è necessaria, o chi vende l'acqua. O una certa finanza che non viene mai toccata, o certe banche, insomma, la storia è lunga. Sì, a me viene in mente, sfondi una porta aperta con me, tanto è vero che mi hai mandato quell'articolo, io ti ho risposto aria fritta di qualcuno che ha contribuito in maniera fondamentale a distruggere la piccola e la media impresa italiana, cioè l'Italia. Io ci aggiungerei anche facce di bronzo che non conoscono vergogna. Bronzo è un termine gentilissimo, ci sono altri termini che non vogliamo usare per buona educazione. No, perché io una volta uso il termine è facile fare froci col culo degli altri, ma hanno condannato. Non vogliamo essere... ma non è essere volgari, manteniamo lo stile. No, ma non è questione, è questione che purtroppo loro possono dire quello che vogliono, noi no. E quindi dobbiamo, come gli ascoltatori sanno e come voi sapete meglio di me, dobbiamo essere sempre molto cauti, dobbiamo sempre, sfiorare alle volte, no? Le cose. E però arriviamo lo stesso a dire quello che pensiamo. Nel caso delle questioni relative appunto all'impresa, a me veniva in mente mentre tu parlavi, ecco, la volgare, la vergognosa campagna che è stata e che non è finita, che viene alimentata nei confronti della evasione fiscale delle partite IVA, delle piccole e medie partite IVA, che io non nego che possa esserci, ma nego assolutamente, proprio perché professionalmente queste cose le ho vissute, so in maniera perfetta che pochissime grandi società di capitali riescono ad assommare evasioni ed elusioni elusioni fiscali immensamente superiori a quelle dell'intero settore delle piccole e medie partite IVA. Di più, i grandi dispensatori di servizi, quindi i servizi informatici, le grandi multinazionali finanziarie e di distribuzione da Amazon, Google, Facebook, eccetera, non pagano praticamente imposte e non le pagano da nessuna parte perché non si riesce a territorializzarle. Le imposte sono un fatto essenzialmente territoriale. Roberto Pecchioli, perdoni l'interruzione, ma noi diamo anche voce ai nostri ascoltatori, visto che andiamo verso la fine della trasmissione. Abbiamo questa tradizione di dare, voce alla nostra gente. Siamo tra i pochi che lo fanno, gli altri chiamano, ricamano, controllano, se la domanda piace li mandano in onda. Noi invece siamo senza filtri né censura, quindi passiamo la linea al nostro primo ascoltatore che chiama lo 029294 7222. Quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Sì, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi, chiamo da Folop in provincia di Como. Ciao Giampaolo. Buongiorno. Salve, sento, stavo ascoltando il dottor Pecchioli sul discorso globalizzazione
degli ultimi 30 anni. Io sono parzialmente d'accordo, perché penso che più che la globalizzazione il problema, cioè il libero commercio che è entrato in vigore dalla caduta del comunismo in paesi come la Cina e paesi ex comunisti, il problema è il vero sia la delocalizzazione. Però quello che volevo dire è che il dentifricio è uscito dal tubetto, cioè Trump sta facendo di tutto per cercare di riportare l'industria in Occidente, in Europa e negli Stati Uniti, però il dentifricio è uscito dal tubetto, quindi se la Apple ha 3 milioni di cinesi che compongono gli iPhone in Cina, adesso diventa molto difficile ritornare alla situazione precedente solo con i dazi di Trump, e alcuni si spingono a dire che fra poche settimane sugli scaffali americani o ci saranno prodotti americani più costosi o mancheranno i prodotti cinesi. Poi volevo dire una cosa su Vienna e sugli islamici a Vienna. Noi avevamo un papa molto in gamba, Papa Ratzinger, che aveva fatto il discorso di Ratisbona. È stato mandato via nel 2013, è stato proprio mandato via nel 2013, è stato posto un papa che, come Papa Francesco, si è trasformato la Chiesa in una filiale delle Nazioni Unite. Grazie, buongiorno. Ecco, Roberto Pecchioli, mi permetto di entrare io gamba tesa, perché ora siamo proprio agli ultimi 10 minuti, infatti chiudiamo le linee, altrimenti non riusciamo a concluderla questa trasmissione. E la volevo tirare per la giacca, ecco, non voglio esagerare, però se lei è d'accordo, vogliamo parlare in questi ultimi 10 minuti di quello che è accaduto in questi giorni, insomma, la morte di Papa Francesco, insomma, l'ipocrisia mediatica, perché abbiamo avuto dirette 24 ore su 24 che nemmeno per Papa Giovanni Paolo II, dopo 27 anni di papato e tutto quello che ha fatto, abbiamo avuto, c'è stato uno stilicidio, qualcosa di insopportabile e incomprensibile a me, ma magari forse sono particolare io, scemo io evidentemente. E insomma, io mentre vedevo queste immagini mi veniva in mente un'intervista rilasciata da Benedetto XVI, in uno dei suoi libri, dove lui dichiarava: il Papa sono io. Quindi ecco, non la voglio tirare per la giacca, ma cosa è accaduto in questi giorni? Perché non è tanto normale, è anche strano, tante cose strane. Un'altra cosa che mi ha stupito è il fatto che Papa Francesco si faccia seppellire al di fuori del Vaticano, quando invece Giovanni Paolo II aveva espresso la volontà di essere sepolto a Cracovia, in Polonia, e gli è stato detto: no, tu sei il Papa e vieni seppellito nelle grotte vaticane. Ma intanto volevo dire che sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il signor Bernasconi prima. Il tubetto del dentifricio, per l'appunto, è stato svuotato o semi-svuotato. Ma ciò detto, il sabba mediatico a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo relativamente alla morte di Papa Francesco dimostra fondamentalmente due cose. La prima è che è morto uno di loro, cioè è morto qualcuno che ha svolto egregiamente il suo compito di servitore di altissimo livello della globalizzazione, della cupola, della oligarchia al comando in Occidente. Su questo direi che non ci sono dubbi. La seconda cosa che dimostra è che, e qui lo dico ovviamente con una punta di sarcasmo, che evidentemente non siamo più uno Stato laico, perché effettivamente io sono cattolico, ma insomma rispetto la condizione di chi cattolico non è, o di chi comunque è disinteressato, non ha lo stesso approccio mio alle questioni spirituali. Qui abbiamo avuto un impressionante bombardamento tra l'altro di un cattolicesimo chiaramente di serie B o di serie C, un cattolicesimo di risulta terminale, ma in ogni modo una alluvione di sottane pretesche che non ricordavamo neppure nelle occasioni della morte di soggetti, appunto come diceva lei, tipo Papa Wojtyla, che effettivamente ha cambiato il mondo, un papato lunghissimo, un papato segnato tra l'altro dalla fine del comunismo e da tanto altro.
Un papato del quale, tra l'altro, Papa Wojtyla non si è mai dimenticato di parlare di Dio, che invece è lo sconosciuto, sembra essere il convitato di pietra del pontificato di Bergoglio e della neochiesa. Questo è un altro elemento che è all'attenzione di tutti, magari anche di un minimo di riflessione anche da parte dei suoi ascoltatori. Se nel mondo più materialista, più laico, più irreligioso della storia, all'improvviso avviene questa alluvione papista, qualche motivo ci sarà. Significa che era uno dei loro, significa, come dicevo, che ha assolto egregiamente al compito di dare non dico le ultime, ma le penultime picconate a un edificio che già era assai pericolante e che con molta fatica chi c'era prima ha cercato di tenere in piedi come ha potuto e quando ha potuto. Questo naturalmente da un punto di vista cattolico a me fa male, però mi rendo anche conto che ci sono sicuramente in Italia molte persone alle quali questa specie di sabba, proprio di esagerata sovraesposizione papale, può avere anche dato fastidio dal punto di vista della laicità dello Stato, che non si dimostra soltanto dal fatto che Mattarella non si fa il segno della croce davanti alla salma, e cattolico dovrebbe esserlo, o non lo fa neppure Giorgia Meloni, che pure gridava di essere cristiana. Ma laicità dello Stato significa un grande rispetto per la religione cattolica, che è storia e humus della nostra gente, ma che comunque è altra cosa rispetto allo Stato nazionale, è altra cosa rispetto alla convivenza generale tra italiani. Roberto Pecchioli, posso farti una domanda? Chissà se certo. Il segno della croce se l'è fatta la Bonino. La Bonino non risulta che sia andata in Vaticano, ma alla Bonino è stato dato un compito molto più importante da Bergoglio, non quello di farsi il segno della croce. Se, come dice lei e come riporta il Fatto, e io ci credo, il Papa le avrebbe detto di continuare la sua battaglia, significa che la battaglia di Bergoglio e di Bonino, due piemontesi, era la stessa. Posso dire che è inquietante? Spero davvero che non sia così. È inquietante la cosa, Io posso non dirlo? vorrei No, offendere, è terribile, però è terribile. com'è il detto, piemontese Montese farsi falso ma cortese, sì. Insomma, siamo proprio, sì. mamma mia, siamo proprio in buone mani. Vabbè, ma noi abbiamo il Piemonte vero è tutt'altro di quello che abbiamo visto. Ecco, diciamolo, certo. Anche, spezziamo una lancia Y, come direbbe qualcuno, Sì, a favore del Piemonte. Ma sono stati piemontesi anche santi, sì, come Don Bosco, come Cottolengo, come sì, Don Orione, che la carità l'hanno fatta per davvero. Loro per davvero hanno fatto qualcosa per gli ultimi. Sì, assolutamente. Ma ora la Chiesa, dopo questo papato anomalo, la Chiesa è definitivamente compromessa? Può fiorire comunque qualcosa di buono, di positivo, un successore che abbia insomma un minimo di inquadramento, ecco, di mediazione? Ecco, non pretendo che sia una persona che sta indietro con la testa come sottoscritto, ma almeno qualcuno che medi dopo tutto quello che c'è stato, perché comunque l'attuale Chiesa è a pezzi, tutti contro tutti. Cioè, dobbiamo quali tutti contro? Sono 103 cardinali nominati da Bergoglio. Tra di loro molti non si conoscono e conoscendosi potrebbero insomma non sopportarsi a vicenda. Speriamo. Però insomma all'interno della Chiesa molte anime scalpitano, ecco, per non dire peggio. La situazione è grave. Roberto Pecchioli, certo che siamo proprio alle pezze, siamo proprio conciati male, insomma, o sbaglio? Sì, anche sotto questo profilo sì. Tuttavia, ecco, bisogna anche avere speranza. E
la prima speranza è legata al fatto che chiunque arrivato al soglio di Pietro probabilmente assume su di sé una responsabilità e una, come dire, così grande da uscire anche un pochino dalle proprie stesse convinzioni. Questo non è capitato a Bergoglio, molto probabilmente perché aveva un altro compito, e io mi permetto di dire perché ritengo in coscienza che non avesse neppure la preparazione culturale per assumere un ruolo di quel tipo. Io quindi spero che comunque il prossimo Papa intanto sia un Papa cattolico, quindi ogni tanto ci parli di nuovo del nostro Signore, buon Dio, di nostro Signore, non si limiti a dirci di vaccinarci, non si limiti a dirci che c'è il problema del cambiamento climatico, e che non si limiti a dirci che dobbiamo farci invadere totalmente dagli stranieri, perché ci è stato detto, non ci crediamo, e speriamo davvero che la Chiesa abbia la forza di capire che forse è meglio non inseguire più il figliuolo prodigo che intanto non vuole ritornare, e sarebbe il caso invece di ridare voce a chi è stato fedele, a chi è stato ed è ancora, diciamo, fedele agli insegnamenti, non questi, ma a quelli di sempre. Caro Roberto Pecchioli, fammi fare un'ultima battuta a me oggi. Speriamo che il buon Dio ci metta una buona parolina. Ora non so se è bene una o male. parolina o un parolin. Dipende, se del Veneto è un parolin. Speriamo Allora, noi ringraziamo Roberto Pecchioli per l'intervento magistrale, per tutti gli articoli che fa, davvero per tutto il lavoro che compie, perché per noi che lo leggiamo e poi che usiamo le sue opere in radio, spero ovviamente senza dover essere chiamati prima o poi a pagare davanti a un tribunale. Io appunto a questo punto chiedo le royalties. Ecco, non abbiamo parole per ringraziarla del lavoro che fa, per incitarla a continuare. Grazie. Io lo dico in viva voce. Grazie a voi per la vostra attenzione e al vostro pubblico. Grazie. Allora, grazie a tutti per l'ascolto, grazie ancora a Roberto Pecchioli, che se poi un giorno vorrà dire qualcosa in particolare, lanciare un messaggio, fare un'altra intervista con noi, sappia che Radio Libertà è casa sua, siamo davvero nel caso. Grazie davvero. Allora, grazie a tutti per l'ascolto, restate sempre qua su Radio Libertà, ovviamente grazie a Sveva per il meraviglioso lavoro fatto. Grazie a tutti, buona serata. Avete ascoltato